Professor Marangon, come si concretizzerà il manifesto della sostenibilità delle università italiane che esce oggi da questa plenaria nelle attività, nella didattica, nella formazione, in tutte le attività dell'Università di Udine? Io credo che ci siano tanti margini di lavoro per noi come università, come Ateneo Friulano, a partire da un'organizzazione interna che sia proprio attenta e centrata sul tema della sostenibilità nelle varie dimensioni con cui noi siamo chiamati a lavorare attorno a questa importante sfida. La prima è nella formazione del personale, di noi stessi docenti, ma anche degli altri collaboratori dell'Ateneo, e poi proprio nei percorsi di didattica, dove cercheremo di sviluppare anche noi una formazione trasversale iniziale dedicata a tutti gli studenti e studentesse che entrano all'Università di Udine per una formazione di base sullo sviluppo sostenibile. Sicuramente l'attività di ricerca continuerà ad essere potenziata anche grazie al fatto che proprio in questi giorni stiamo stipulando un accordo con la Regione Friuli Venezia Giulia per affiancarla nella definizione della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile. Questo permetterà di mettere a frutto le nostre competenze e di svilupparne anche nuove, per poi arrivare alla famosa, per noi molto citata, terza missione, che già con l'esempio della Regione che facevo adesso è dimostrata, ma su cui noi lavoriamo molto. Cosa vuol dire? Vuol dire mettere in atto all'interno dell'università delle pratiche che poi possono essere utilmente diffuse anche all'esterno e soprattutto al territorio della nostra regione e del Friuli. Faccio un esempio concreto. Sta partendo in questi giorni un'esperienza che si chiama il portale del riuso. Che cosa vuol dire? Noi stiamo gestendo un processo in cui raccogliamo attrezzature, dai computer alle stampanti ad altre attrezzature che non usiamo più perché noi abbiamo bisogno di innovare le nostre tecnologie, ma che sono ancora utilizzabili da parte di altri soggetti, e le mettiamo gratuitamente tramite un sito a disposizione delle scuole del territorio, delle associazioni, di chi ha possibilità di utilizzarle ancora. Questo modello di economia circolare decisamente all'interno della sostenibilità, secondo me è un ottimo esempio di concreta azione che noi possiamo già fare.